Cresce sempre di più l'interesse per la riscoperta degli antichi mestieri e la valorizzazione del patrimonio di usi e costumi popolari. Tessuti, coltelli, gioielli, ceramiche e cestini sono solo alcuni degli oggetti dell'artigianato artistico locale. In occasione di sagre e manifestazioni si possono incontrare numerosi artigiani hobbisti che continuano a realizzare oggetti della tradizione locale rispettandone le tecniche di realizzazione antiche. Per impedire che queste arti vadano perse e dimenticate, alcune associazioni del territorio sono impegnate da tempo nell'organizzazione di corsi dedicati all'apprendimento degli antichi mestieri. È il caso della Proloco di Segariu, che ha promosso un corso dedicato all'apprendimento delle antiche tecniche per la realizzazione dei cestini. In classe si adoperano solo materiali naturali come olivastro, lentischio, giunco, mirto e canna. Il materiale, dopo essere stato raccolto, viene essiccato, pulito e lavorato manualmente. Nella lavorazione si inizia sempre dalla realizzazione del fondo e si procede verso l'alto, aggiungendo nuovi ramoscelli e variandone la tipologia. A Pavillonis, grazie all'impegno dell'amministrazione comunale della Proloco, aprirà proprio una scuola dedicata all'insegnamento di quest'arte. Il cestino è tuttora un elemento fondamentale della vita domestica delle famiglie sarde. Questa è la cesta antica che si chiama souvenir. Questo era il recipiente normale che si usava fino agli anni 50. Si usava sia per la vendemmia, sia per tutto, per trasportare le cose. Melone, uva, tutto. Era il recipiente di prima. Non c'era altro modo per portarlo.